altri artisti, allora, quindi Ermanno Pugliani ha risposto alla poesia di Carmen con un suo brano musicale. Poi altri artisti si sono ispirati alla poesia ambasciato violinista. Qui davanti abbiamo una prima installazione dell'artista Dix Mix Source francese. Come potete vedere è una bellissima installazione che presenta due foto in maniera molto immersiva e ce l'avete qui di fronte a voi in questa scatola cubo con delle texture di note di pentagramma all'esterno. All'interno ci sono delle poesie, delle immagini che rimandano proprio al tema del musicista, della musica. Adesso scrivo per chi non capisce il mio l'italiano. Poi abbiamo invece nella installazione sopra la nostra testa abbiamo due foto di due artisti, una è Riri Ninni e un altro è Sira Sue. Allora, uno è un autoritratto, Sira ha voluto partecipare, aderire a questa alla poesia di Carmen con un suo autoritratto. In effetti per l'eleganza dello stile ci ricorda un musicista. L'altro invece è il ritratto di un amico dell'autrice, un amico che è andato a vivere all'estero. Il ritratto di un amico real life, ma sicuramente quello è il ritratto di Navatar. Sto parlando della foto adesso aspettate, allora, per vedere le foto in alto potete sedere sulle linee tratteggiate, perché ci sono delle pose che vi consentiranno poi di vedere le opere più da vicino. La sedia è messa lì, ma forse non è utilizzabile. Certo, no, è molto bella questa installazione. Poi siccome due artisti, poi uno per un fraintendimento, un altro perché ha avuto problemi in real life, non hanno potuto partecipare. Con una ci siamo proprio capiti male perché probabilmente la lingua straniera non aiuta. E allora, siccome c'erano meno opere, ho voluto fare una retrospettiva un po' delle prime due, scegliendo un po' le opere che mi sembravano più significative. Ho scelto l'opera di Arbor Galaxy per la prima, e poi ho scelto invece per le ultime l'opera di Solskjaer, e i due video, uno di Botger Questi, che però ho messo nel cubetto perché altrimenti avremmo avuto troppo lag, il video di Carl Weide, e poi un'altra immagine probabilmente, che adesso non ricordo nemmeno più. Ah no, e poi l'immagine dell'opera di Solchini, perché mi piaceva molto metterla nel cubo. E poi c'è l'immagine dell'opera, un'immagine tratta dal video di Bot Girl, che è un video molto interessante, e potete vederlo nei cubetti, ci sono gli URL ai video.
c'è stasera Carlo Verbe? Sì, dimmi Sarima. Incominciamo da Mm. altre poesie, vero? Sì, a Temask, alla maschera che abbiamo Sì, alla messo qui maschera. Sì, sì, dietro. allora no, no, tutto chiaro. Ah, capito? Ho voluto mettere, diciamo, e farò Dei così anche nelle richiami, altre mostre perché mi dei piace. richiami, Esatto, i richiami alle mostre precedenti, capito? certo. Laddove, diciamo, è una bella esibizione dal vivo di un artista impegnatissimo sia in concerti real che diciamo in Second Life, musica napoletana, addirittura abbiamo Ah, bene. musica napoletana, brani di musica napoletana, quindi sarà un concerto molto molto diciamo interessante per noi